Domenica 14 novembre, dopo un anno di assenza causa pandemia, è tornata in fiera la cerimonia di premiazione dei maestri artigiani, dirigenti e pensionati benemeriti, organizzata da Confartigianato Vicenza. Con l'occasione sono stati presentati anche coloro che hanno conseguito il riconoscimento di Maestro Artigiano Regione del Veneto. Consegnato inoltre anche quest'anno il Premio Fedeltà, riservato a 5 lavoratori che hanno dedicato un lungo periodo della loro vita professionale ad un'unica azienda. Una giornata da incorniciare per tutto il territorio di Vicenza. Queste le parole del presidente dell'associazione, Gianluca Cavion. Una grande soddisfazione da parte di Confartigianato Vicenza per la giornata di premiazione dei MAB e anche per il riconoscimento della Regione Veneto. Abbiamo visto tantissimi artigiani molto emozionati che hanno saputo cogliere questa giornata come momento di condivisione con la famiglia e con le proprie maestranze e con i propri collaboratori. E questo per noi è una grande soddisfazione, una giornata da incorniciare per tutto il territorio di Vicenza. Ai nostri microfoni anche Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, in merito al successo vicentino nelle nomine dei maestri artigiani. Lo abbiamo codificato proprio con legge, perché questo è un riconoscimento che è importante dal nostro punto di vista. Poi che Vicenza abbia fatto la parte del leone anche nei numeri è normale. Il cuore dell'artigianato in Veneto e direi in Italia è Vicenza, quindi è un grande onore, un grande piacere per essere qui oggi a rappresentare la Regione, ma aver visto tante storie di successo, tanto impegno, tanta fatica negli anni, anche riconosciuta con questo riconoscimento appunto a livello regionale, per noi è veramente un vanto. E per l'8º anno è stato consegnato anche il premio Imprenditore d'Eccellenza, riservato al protagonista di un cammino che ha prodotto nuovi risultati tecnici e aziendali in tema di innovazione sostenibile. Sentiamo proprio il vincitore di questo riconoscimento, Giuseppe Serraggiotto. Un ringraziamento all'associazione, ma un ringraziamento al nostro team che ha lavorato e collaborato, ma anche alle imprese artigiane cui abbiamo lavorato assieme per arrivare a un obiettivo che è stato sull'innovazione, sulla sostituzione dei refrigeranti in vista all'abbattimento dell'anidride carbonica, dell'effetto serra, con nuove tecnologie far fronte a questo. Ecco, noi ci siamo impegnati da anni su questa meta per arrivare anche e fare onore anche all'Italia nel giro del mondo, insomma, perché è un impianto che poi questi impianti qua si possono commercializzare in tutto il mondo.